È mezzogiorno e anche in questo giovedì siamo pronti per un nuovo appuntamento con il Compro Siciliano Live. Bentrovati da Eliana Chiavetta, anche oggi scopriremo tantissime belle realtà e oggi puntata tutta al femminile. Allora do subito il benvenuto all'interno di questo nostro salotto virtuale a Maria Silvia Buccellato. Benvenuta Maria Silvia. Buongiorno, grazie per l'invito. Maria Silvia, tu rappresenti la Solace, che è un'azienda che si occupa di etichette e non solo. Sì, la Solace è un'azienda a livello familiare con oltre 30 anni di attività. Io mi occupo della parte commerciale, ho un fratello che si chiama Alberto che si occupa della parte tecnica, quindi progetti per quanto riguarda le macchine, approvvigionamento di materia prima e quant'altro. E poi ci sono i nostri genitori che praticamente ci seguono nel nostro lavoro. Nel corso degli anni sono state tante le scelte fatte ed oggi disponiamo di 3 macchine da stampa per la produzione di etichette. Quindi Siamo c'è un veramente tanto da etichettificio. raccontare. Sì. Anche perché le etichette ci descrivono il mondo in realtà. Sì, in ogni prodotto che troviamo sul mercato, dal prodotto alimentare a non, ha un'etichetta che dà la sua impronta sul mercato. Noi riusciamo a disporre di diverse macchine da stampa, abbiamo 3 macchine da stampa, 2 flessografiche che ci permettono di realizzare dalla piccola alla grande etichetta, da poter impreziosire con una lamina a freddo o con una serigrafia. Naturalmente sono etichette che possono essere realizzate sia su materiali cartacei che non. Ok, Insomma, facciamo un possiamo po' di veramente... esempi perché io vedo intorno a te difficile. bottiglie, cioè le etichette le Sì. possiamo mettere sulle bottiglie, sulle scatole, su Ovunque, tutto. guarda, le etichette sono un po' ovunque. Per esempio, questa è una bella etichetta realizzata in polipropilene nero con praticamente quella che è una lamina, quindi una lamina oro. Ma in questa etichetta Quindi c'è io lo anche una percepisco quando serigrafia. lo tocco. La serigrafia sì, la percepisci al tatto, mentre la lamina la vedi praticamente un po' quella che è alla vista, perché comunque Certo. brilla, è un'etichetta che ti dà luce. E quindi praticamente le etichette impreziosiscono quello che è il tuo prodotto. Poi abbiamo anche Ma acquistato un ultimo, perdona, no, no, abbiamo vai, anche vai, vai, sono acquistata, curiosissima. sì, abbiamo anche fatto un ultimo acquisto nel 2020, una macchina di ultima generazione, una macchina a stampa digitale che ci permette di realizzare quelle che sono le etichette di alta qualità per piccole e medie tirature. Quindi riusciamo veramente a soddisfare un ampio bacino di clienti. Riusciamo a Ma realizzare... Dimmi. no, mi chiedevo come funziona. Io realizzo un prodotto, per esempio mi viene in mente l'olio guardando quella bottiglia che hai mostrato poco fa tu. Magari non sono una grandissima azienda, ma posso essere anche una piccola azienda. Certo. Magari avrò un'immagine che mi contraddistingue, un logo della mia azienda. Chiamo Maria Silvia, busso alla porta di Solace e dico, ragazzi, da dove si parte? Qui da noi riusciamo a darti tutto. Abbiamo uno studio grafico all'interno dell'azienda che riesce a realizzarti quella che è la tua etichetta dal punto di vista grafico, quindi riusciamo comunque a crearti la tua immagine. Per quanto riguarda il tuo logo, per quanto riguarda come poterlo impostare, ti aiutiamo nella scelta comunque del prodotto come materia prima, quindi se dobbiamo utilizzare una carta, se dobbiamo utilizzare un polipropilene. Considera che alle spalle abbiamo aziende leader nel settore della carta come Arconvert, Ritrama e Fasson che ci supportano tutti i giorni nella scelta del prodotto giusto per la realizzazione delle etichette e ci offrono diversi frontali e diversi supporti, quindi riusciamo comunque a dare tanto al cliente. Anche perché a secondo del prodotto e del supporto sul quale si deve andare ad inserire l'etichetta, Certo. possibilmente anche a livello grafico c'è bisogno di fare attenzione. Magari uno ha un logo storico, però con dei determinati colori non verrebbe fuori su un determinato tipo di Certo, packaging. certo, dobbiamo andare a trovare quello che è il supporto giusto, ma anche il collante giusto in funzione di quello che sarà poi il prodotto. Quindi andiamo un po' a definire insieme al cliente quali sono le problematiche, decidere qual è la soluzione migliore, i colori da adottare, dove mettere la serigrafia, dove inserire un tocco di lamina per dare un po' di luce a quell'etichetta. Insomma, c'è uno studio abbastanza pesante dietro le spalle, però l'importante è raggiungere sempre l'obiettivo e lasciare contento il nostro cliente.
Anche perché lo studio lo fate voi, al cliente poi arriva la parte della scelta finale, è molto più semplice. Sì, però insomma cerchiamo, è il nostro lavoro, lo facciamo con piacere, lo facciamo con amore, quindi insomma tutto viene fatto con molta semplicità, poi arrivato a un certo punto. La semplicità si ha soltanto quando si ha grandissima consapevolezza e conoscenza degli Sì. strumenti che si hanno fra le mani. La Solace, che è un'azienda leader appunto nel proprio settore, ovviamente di esperienza ne ha tante ed è garanzia di grande qualità e grande professionalità. Abbiamo un video che ci racconta meglio la tua azienda, quindi lo vediamo insieme. Perfetto. Etichette che lasciano il segno, ma non solo Ah, etichette, sì. dobbiamo dire. Eh sì, Mariana, non solo etichette, perché Solace appunto non fa solo etichette, ma anche cluster, cavallotti o collarini per bottiglia. Te ne prendo qualcuno per farti un po' capire. Sì, Questo è per esempio un cluster, quindi la confezione in cartoncino che troviamo nelle scatole di tonno, per esempio, no? Oppure i sì. cavallotti, come ad esempio quelli che trovi nelle confezioni di pasta o altro, i cavallotti quelli in cartoncino, o ancora i collarini, come ti dicevo prima, quelli che trovi sulle bottiglie di olio, di vino, di qualsiasi altro prodotto. E non solo questo, perché anche Solace è rivenditore autorizzato per la Sicilia per quanto riguarda Epson e quindi ci occupiamo della vendita di stampanti etichettatrici a getto d'inchiostro e inoltre siamo anche rivenditori Zebra per quanto riguarda stampanti a trasferimento termico, quindi tanti prodotti, diciamo un prodotto a 360 gradi per tutti i nostri clienti, quindi dalle etichette alle stampanti, materiali di consumo, insomma cerchiamo di servire il cliente nel migliore dei modi. Una grandissima azienda, ma quello che mi piace sottolineare è che forse anche grazie al fatto che sia rimasta un'azienda a conduzione familiare, l'attenzione al cliente come uomo è una cosa che vi caratterizza. E quindi, Sì. nonostante abbiamo visto questi macchinari immensi, queste rotative, e immaginiamo ovviamente le grandi aziende molto strutturate che approcciano, no, un po' alla pari con voi, anche i piccoli possono e devono consultarsi, contattarvi, è questo quello che vogliamo dire oggi. Si può anche Certo. servire quell'imprenditore che magari non produce milioni e milioni di pezzi, ma che può quel suo prodotto anche di nicchia realizzarlo al top sfruttando quelle che sono le vostre proposte. Certo, Eliana, io potrei definire la Solace come un'azienda che si occupa della produzione di etichette adesiva a bobina per qualsiasi settore commerciale e industriale. Considera che riusciamo a servire la piccola, la media e la grande azienda grazie alle nostre attrezzature di ultima generazione. E poi un'altra cosa, come dicevi tu, appunto la nostra è un'azienda a livello familiare. È un'azienda che ha messo in atto un rapporto col cliente che va oltre il lavoro, quindi poi nasce l'amicizia, la stima. Preferiamo avere un rapporto umano col cliente, anche perché per noi i clienti non sono numeri ma persone, persone appunto con le quali condividere progetti e pensieri. Prima di salutarci voglio leggere un paio di messaggi che sono arrivati all'interno della nostra Bene, diretta. bene. Solace, l'azienda che mi piace, c'è anche la rima fatta da Alessia Caravetta. Giuseppe Bene. Pirello che dice bella e brava, Maria Silvia Buccellato, ottima azienda la Solace, quindi ci sono i fan. Maurizio Tumminia che dice complimenti Bene. per queste eccellenze come l'azienda Solace, insomma in tanti già vi conoscono, qualcun altro magari oggi vi incontra per la prima volta e vi ritroverete Certo. lavorativamente parlando. Poi anche per te, Maria Silvia, ottima professionista, ovviamente Grazie, rappresenta la sua azienda al gentilissima. meglio. Grazie Maria Silvia Buccellato e grazie alla Solace per Grazie a essere stata te, qui con noi. grazie a tutti, un buon lavoro, a presto.
E noi continuiamo questa nostra giornata di Io Compro Siciliano Live cambiando completamente argomento. Chi avrebbe mai detto che dai materiali di riciclo si potessero tirare fuori addirittura dei bijou? Chi l'avrebbe detto? Ce lo dicono le nostre prossime ospiti, Nunzio Liormino e Anna Maria Lanno. Ben arrivati all'interno di Io Compro Siciliano Live. Buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. Voi siete la Siria Ecodesign, questo laboratorio e il negozio che è annesso, che si trova a Palermo. Ovviamente Palermo sì, è il centro, il luogo, il fulcro da cui tutto parte, però attraverso il marketplace www.iocomprosiciliano.com i vostri prodotti possono arrivare in tutto il mondo. Ma io vorrei, prima di guardare il futuro, guardare un po' al passato. 18° compleanno di Anna Maria. Che cosa viene in mente di fare, Annunzia? Di organizzare una bella festa a costi molto limitati. Lo fanno in tanti. Organizzare una festa, la mamma e sono tanti a lanciarsi, ma tu hai fatto una cosa pazzesca. La signorina ha pensato bene di invitare tanta gente, quindi avevamo tante sedie vecchie, tutte da rivestire e da ricoprire. Poi abbiamo organizzato con i fiori che ci regalava la natura di fare dei bei centrotavola, di creare delle sculture con della cera. Insomma, ci siamo dati un bel po' da fare e poi con nostra grande sorpresa ci siamo accorti che avevamo speso pochissimo. E la cosa è diventata molto interessante e da lì tutto è partito. Ma gli ospiti di quel primo evento realizzato con tutti i dettagli fatti da voi, che cosa hanno detto? Si sono resi conto del lavoro che avevate fatto? Sono rimasti tutti a bocca aperta, immagino. Stupefatti. Sembrava una grande villa di ricchi, invece erano solo cose molto vecchie, restaurate nel migliore dei modi. E questo poi è diventato il vostro lavoro? Sì, perché abbiamo messo in piedi un negozio con grande difficoltà all'inizio perché chiaramente non ci sono ancora le giuste comunicazioni a Palermo, non ci sono le giuste reti per quel che riguarda il riciclo, purtroppo, però è stata una strada in divenire, una strada che piano piano si è aperta e abbiamo notato con grande piacere che poi la gente è andata apprezzando man mano, anche se non aveva la giusta concezione, ecco, perché non tutti si rendono conto che da un oggetto di plastica può nascere un gioiello. In realtà questa cosa viene screditata, però devo dire che la situazione è andata migliorando e che poi c'è stato anche... È stato un crescendo piano piano e siamo stati anche pure vostro, bravi perché noi. voi vi siete formati, avete fatto dei corsi, quindi siete diventate sempre più professionali. Non è proprio così, perché è stato tutto un fai da te piano piano. Tante ore di lavoro buttate perché le cose non riuscivano, però senza mai perdersi d'animo, anche perché poi dopo tanti sacrifici il risultato è bellissimo. Ma e adesso quali sono i materiali che utilizzate di più, i vostri prediletti per le vostre creazioni? La plastica, Delle bottiglie. la plastica perché purtroppo abbonda e anche Ce n'è troppo. tanta. La cartapesta. Quindi il classico PET di cui tanto si sente parlare, no? Esattamente. Perfettamente. Un tipo di materiale accoppiato con le bottiglie di plastica, che sarebbe il PLA, che è un derivato dell'amido di mais, accoppiato appunto alle bottiglie di plastica che mia mamma stessa ha definito Plapet, proprio dall'unione di questi due nomi. Poi materiali organici come gusci di pistacchi, bucce d'arance, e poi la cartapesta l'abbiamo detta. E poi sacchetti di plastica, tutto ciò che mi suggerisce la fantasia. Non abbiamo un prodotto definito, nel senso che lavoriamo solo con un materiale, tutto quello che capita, tutto quello che suggerisce la natura, la fantasia o anche materiali esistenti, materiali alternativi, per esempio fare diventare parte integrante di una collana potrebbe essere anche una vite o piccoli bulloncini, qualsiasi cosa. Ma per realizzare cosa? Perché qui stiamo parlando di materiali e poi cosa ne viene fuori?
Allora, soprattutto bijou e poi anche complementi di arredo. Queste A me collanine, sembra una Sicilia quella che porti al collo, vedo io male. sì, sì, è proprio una Sicilia. Ed E come è è realizzato realizzata? in plapet. Allora, questo è lo dico io? Lo dici tu? È il gioiello che ci siamo inventati noi, quello che tira moltissimo. Abbiamo creato una base in PLA, che è un polimero derivato dall'amido di mais, quindi biodegradabile, e poi all'interno è formato da tante piccole schegge di bottiglie di plastica. Dipende il colore che desideriamo, se a noi occorre fare una Sicilia di colore giallo, adoperiamo i pezzetti, i frammenti della bottiglia, per esempio Fanta. Se nella fattispecie mi pare che questa sono Brio Blu Rocchietta frizzante. Ma scusate, e tutto questo materiale voi come lo recuperate? Lo recuperi le bottiglie di plastica con tantissima facilità, ma poi ci sono le nostre siriette, Ma le fammi nostre capire, per clienti. esempio, se a voi serve un sacco di bottiglie di queste arancioni della Fanta, cioè a casa dici ad Anna Maria piace la Coca-Cola, no, Coca-Cola non ne puoi bere perché dobbiamo fare un sacco di Sicilie gialle, quindi puoi bere solo aranciata, casomai limonata con una bottiglia gialla. Fate così a Il casa? monopolio. Ci danno aiuto tutte le nostre siriette. Poi Le vostre io clienti diventano anche fornitrici di materie sì, prime? ma anche le mie colleghe, devo dire, mi aiutano molto. Poi quando a volte capitano periodi che necessita più quel materiale perché magari abbiamo avuto ordinazioni di bomboniere e quindi allora basta chiamare qualcuno e gira la voce, nel giro di niente si recapita tutto. Vediamo anche Addirittura un abbiamo trovato. video che ci fa... Ah, dimmi e poi vediamo un video che ci fa vedere qualcosa di più del vostro lavoro. Dicevi, Nunzia? Che a volte ci capita di trovare nel pianerottolo di casa bijou smessi, qualcosa che la gente pensa che può essere riutilizzata, ma a volte neanche so chi ce li lascia. Anche dietro la saracinesca dell'atelier l'altro giorno ho trovato gusci di pistacchi. Fantastico. Vediamo questo video per conoscere meglio Siria Ecodesign. Sono delle creazioni sicuramente particolarissime, ovviamente vi invito anche a visitare il marketplace www.iocomprosiciliano.com per vedere per esteso i prodotti che realizzano Nunzia e Anna Maria e poterli anche ordinare e ricevere in tutto il mondo, anche se so già che i vostri prodotti sono arrivati dal Veneto a Bruxelles, a Miami, in giro per il mondo. Intanto qualche messaggino prima di Siete salutarti. informati. Sappiamo un sacco di cose. Valerio Vitrano, me le dice Marzia Monreale, ve lo dico, è lei che dalla redazione mi racconta tutto. Valerio Vitrano dice spettacolari, complimenti a Siria. Ancora Fabio Buccellato che dice ciao a Giovanna che tutti, mi ciao Maria ascolta. Silvia. Ancora Antonino Di Caccamo che dice bellissimi complimenti. Insomma, ci sono già tanti Grazie. fan del vostro lavoro. John Blandi che saluta e vi augura anche un buon giovedì. Grazie anche a te, John. Grazie. Luca Grazie a Leonardi voi. che ci ricorda l'hashtag Io compro siciliano e ovviamente anche le realizzazioni di Nunzia e di Anna Maria sono rigorosamente made in Sicily. Esattamente. C'è qualcos'altro che volete dirci prima di salutarci? Salutiamo.
Allora, ultimamente Vogliamo... stiamo realizzando pure delle creazioni in vista della Pasqua, chiaramente Cosa? sempre con materiali di riciclo, Centro tavola. di centrotavola molto particolari e ultimamente anche dei soprammobili. Questa è proprio una novità perché è recentissima. Dei soprammobili che rappresentano degli animali, dei gatti, pinguini, abbiamo fatto papere, con una tecnica molto particolare, una tecnica giapponese. Che inseguivo da tanto tempo e non mi riusciva mai, mai. E Sono adesso è strati tua, di... Nunzia. Sì, e infatti non mi ferma più nessuno. Poi volevo salutare la nostra Sirietta numero 1 che molto probabilmente ci sta guardando, Maria Giovanna Elmi, che indossa le nostre creazioni e che è la nostra fata, la fata di tutti gli italiani. Grazie Anna Maria, grazie Nunzia, ricordiamo Siria Grazie a voi. Ecodesign, non vediamo l'ora di vedere quindi anche questi prodotti per la Pasqua, manca poco, quindi siamo lì pronti a guardarli. Mhm. Grazie ancora per Grazie, essere state con noi, Io Compro Siciliano grazie a voi. Live ritorna domani come sempre a mezzogiorno, ciao!